tutti e buona settimana. Ci ritroviamo per questo secondo appuntamento in preparazione alla Pasqua. In questa Quaresima, come vi dicevo la scorsa settimana, ci lasceremo guidare dall'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco e in modo particolare oggi concentriamo la nostra attenzione sul capitolo primo, nel quale Papa Francesco ci parla di 3 forme di cultura, della cultura dell'oggi. Ne parla in negativo perché il capitolo si intitola Le ombre di un mondo chiuso e poi vi spiegherò perché. E potremmo sintetizzare queste 3 forme così: la cultura del rifiuto, la cultura dello scarto, la cultura dello spreco. Papa Francesco ci ricorda che oggi molto spesso noi costruiamo muri per impedire ad altri di avvicinarsi a noi. Ci ricorda poi che purtroppo ancora oggi ci sono persone, uomini e donne, anche e soprattutto bambini, che vivono in situazioni dove manca il rispetto dei principi fondamentali della dignità della persona. Già attraverso queste parole ci vengono in mente tanti esempi, tante immagini che vediamo anche attraverso la televisione, che entrano nelle nostre case attraverso internet. E poi la cultura dello spreco. Una grande disparità tra un mondo ricchissimo e un mondo povero. Un mondo ricchissimo che spreca, butta via. Pochi giorni fa abbiamo vissuto la giornata mondiale contro lo spreco alimentare. Ecco, Papa Francesco in questo capitolo, dicevo, ne parla in negativo, vuole che diamo un nome a tutte queste forme di ingiustizia e di male, che sono quelle che impediscono la costruzione di un mondo fraterno, un mondo dove non dovrebbero esserci barriere, dove ogni persona dovrebbe sentirsi accolta, dove non dovrebbero esserci disparità tra chi sta benissimo e chi non ha nemmeno il necessario per vivere. Naturalmente, questi 3 aspetti si realizzano a livello universale, a livello mondiale, ma è quanto accade anche nella vita di ciascuno di noi. Quante volte noi siamo vittime di questa cultura del rifiuto? Pensiamo alle relazioni vicinissime tra compagni di classe. Quante volte anche noi scartiamo gli altri, ritenendoci ragazzi giovani di serie A e lasciando che gli altri, soprattutto coloro che sono in difficoltà, vadano per la loro strada. E ancora quante volte noi sprechiamo i nostri talenti, il nostro tempo, le nostre risorse. Questa settimana vorrei allora proporti un semplice esercizio, un semplice impegno: dare il nome a quelli che sono i tuoi rifiuti, i tuoi scarti, i tuoi sprechi. Dando un nome a ciò che non va bene è il punto di partenza per poterlo superare e così davvero costruire fraternità. Fratelli tutti vuol dire sporcarsi le mani. Fratelli tutti vuol dire anche rispondere all'invito a vivere il progetto Prima le mamme e i bambini che vi abbiamo proposto in questo cammino di Quaresima. Ciao, buona settimana.